Auto a fuoco questa sera attorno alle 19:30 lungo la A13 in direzione Terme Euganee. L'incendio è divampato poco dopo che il mezzo si era fermato in corsia d'emergenza sotto al cavalcavia della strada provinciale 30 in località Terradura di Due Carrare. Prontamente allertati, i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto da Padova con un'autopompa e un'autobotte. Sul posto anche la Polstrada per rilevare l'accaduto. Traffico congestionato anche visto l'orario e dalla chiusura di una carreggiata per consentire le operazioni di soccorso. Non si registrano feriti, ma solo tanta paura per l'accaduto. Sfiscia Channel News, Due Carrare.